Buongiorno, buongiorno a tutti. Facciamola più pratica. Allora, nel frattempo che aspetto che le persone vengano, si siedano, con molta velocità anche, facciamo così. Di solito una cosa che, attenzione, voglio l'attenzione su di me. Di solito è una cosa che facciamo con i bambini questa. Alziamoci tutti quanti in piedi. Non voglio vedere nessuno seduto qui, nessuno. Allora, 3 livelli di buonasera facciamo. Il primo livello, ci abbassiamo come i vecchietti, tutti giù come i vecchietti, non voglio vedere nessuno su. Al mio 3 facciamo un buongiorno, ma facciamo un buongiorno molto, buonasera, scusate. Buonasera molto molto lieve. 1, 2, 3. Ci stava. Ok, ci alziamo un pochino di più, ma non totalmente, stiamo un po' ingobbiti. Quest'altro buonasera è un vecchietto che ci ha creduto un po' di più. 1, 2, 3. Buonasera. Ora ci alziamo in piedi, proprio ci reggiamo forte forte, prendiamo un gran respiro. 1, 2, 3. Lo rifacciamo, non mi era piaciuto tantissimo. 1, 2, 3. Buonasera! Ok, ora voglio sentirvi così, urlare così, cantando con la lode. Allora, vi voglio leggere. Se avete portato la vostra Bibbia, vi chiedo di aprirla in Salmi 129. Leggiamo gli 8 versetti. Facciamo dal primo all'8. Salmi 129, 1. Inizia così: canto dei pellegrinaggi. Molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù. Molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù, ma non hanno potuto vincermi. Degli aratori hanno arato sul mio dorso, vi hanno tracciato i loro lunghi solchi. Il Signore è giusto, egli ha spezzato le funi degli empi. Siano confusi e voltino le spalle quanti odiano Sion. Siano come l'erba dei tetti che secca prima di crescere. Non se ne riempie la mano il mietitore, né le braccia chi lega i covoni. E i passanti non dicano: la benedizione del Signore sia su di voi. Noi vi benediciamo del nome del Signore. Oggi parleremo di Salomone. Non vi faccio ulteriori spoiler, vi invito soltanto a cantare come abbiamo urlato prima. E vi ringrazio se è la prima volta che siete qui, vi saluto di nuovo se è la seconda, terza volta che siete qui e nulla, vi lascio la lode, cantiamo. Se chiamiamo lui ci risponderà, se cerchiamo
Re, è il Re del vostro cuore. Cantate questa canzone col cuore pieno d'amore per Lui e anche di adorazione. applauso al nostro Signore. La prossima canzone si chiama Tu vivi dentro me. E è importante, quando parliamo di personaggi della Bibbia come Samuele, vedere il fatto che lui era pieno del Signore, era pieno di voglia di servire Cristo, era pieno di voglia di essere presente, di fare il piano che Dio aveva già predisposto per la sua vita. Lui risponde alle chiamate del Signore. E io desidero che voi questa sera possiate provare un'esperienza personale con il Signore, che possiate sentire la sua presenza, che possiate sentire il suo amore e che possiate capire questo sentimento di voglia di far parte del piano di Dio che tutti noi sentiamo, perché non è semplice essere qua ogni sabato, essere qua tante volte per fare la lode, sostituire magari all'ultimo e dici un altro sabato che devo fare la lode, ma magari agli occhi degli altri può sembrare un peso, una responsabilità troppo grande, ma in realtà la verità è che il nostro cuore, penso di poter parlare per tutti, è pieno di voglia di servire Dio, è pieno di voglia di cantare l'amore che Dio ci dà ogni giorno. Quindi chiedo che voi possiate pensare alle parole che canteremo con la prossima canzone e che possiate davvero chiudere gli occhi e cantarla in adorazione e in preghiera a Dio. Tu vivi
ti ringrazio per questa sera, Padre, ti ringrazio per la tua presenza qui oggi, Signore. Ti ringrazio per il sacrificio immenso che hai fatto sulla croce per noi, Padre. Ti ringrazio per la vita di Gesù. Ti ringrazio perché ci ha salvati una volta per tutti, Signore. E io ti chiedo che ognuno di noi possa essere pieno della volontà di servirti, Signore, che possano essere risvegliati cuori di nuovi adoratori, Signore, che questa nuova generazione possa avere nuovi adoratori che amano e sono pronti a rischiare il tutto per te, Signore, per la tua vita, perché tu per primo l'hai fatto nei nostri confronti, Signore. Ti prego, Signore, di mostrarti alle persone che magari ancora non ti hanno visto, alle persone che ancora non hanno sentito la tua voce, non hanno sentito la tua presenza, Signore. Manifestati nelle loro vite, Padre, manifesta la tua bontà, il tuo amore, manifesta tutte le tue caratteristiche, Signore. Ti chiedo che possano esserci sempre più cuori disposti ad adorarti, Signore. Il ritorno di Gesù è vicino, Padre, e lo sappiamo molto bene, Signore. E io ti chiedo che possano convertirsi sempre più persone, che sempre più persone possano scegliere di seguire te, scegliere di seguire la tua strada, Signore, perché è l'unica cosa che veramente porta a gioia e pace, Signore. Non c'è nessun'altra cosa in questo mondo che possa prendere il tuo posto, che possa davvero riempirci come lo fai tu, Padre. E io ti prego per le loro vite, Signore, benedici ognuno di loro, anche chi non ti ha ancora ascoltato, chi non vorrà sentire la tua parola, Signore, ma io ti chiedo di benedire ognuno di loro, ti chiedo di amarli e che loro, in realtà il desiderio del mio cuore è che loro davvero possano conoscerti, Signore. E ti chiedo questo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Solo una parte del mio tempo, o dare a te un giorno solamente.
ringrazio per questa sera, Signore, e ti chiedo di poter usare la vita di Rubens che predicherà la tua parola questa sera, che tu possa usarlo, che lui possa dire le parole che tu vuoi dire ai nostri cuori, Signore. Ti chiedo che tu possa usare il suo cuore disponibile e che ognuno di noi possa aprire il proprio cuore per poter ricevere questa parola che hai da darci, Padre. Ti ringrazio nuovamente per la tua presenza, Signore. Benedici la vita di Rubens, Signore. Nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Buonasera. Buonasera. Dovete dire dopo buonasera. Buonasera. Che bravi. È sempre meraviglioso lodare al Signore e cantare un brano come questo dicendo: Signore, sì, il mio universo è proprio confidare a Gesù e dare a Gesù il controllo della nostra vita. Amen. È dire al Signore che il Signore possa fare nel tuo modo. Amen. Amen. Non so se siete 100% d'accordo, però va bene. Allora, oggi parleremo, il nostro tema di oggi è parlare e raccontare un po' la storia di Samuele, un personaggio molto interessante della parola del Signore e anche una storia molto bella. E vi invito a aprire la vostra Bibbia, ok? Primo libro di Samuele, ok? Capitolo 16, versetto 7. Primo libro di Samuele 16, 7. Non so se possiamo mettere là, ok? Parleremo oggi della storia di Samuele e del cuore di Samuele, ok? Com'era il cuore di Samuele? Cosa succedeva dentro di Samuele, ok? E dice così: ma il Signore disse a Samuele: non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al... Cosa il Signore guarda? Il cuore. Amen. Prima di iniziare, io penso che possiamo ricordare un po' la storia di Samuele, ok? E faremo adesso come una scuola domenicale adesso, ok? Ricordando un poco quello che la parola ci insegna. Samuele era uno dei più grandi capi del popolo di Israele, fu l'ultimo, il più importante dei giudici. Samuele era un giudice. Il profeta Samuele è certamente una delle figure più importanti della Bibbia. Okay? La storia di Samuele rivela che era considerato la persona più importante dopo Mosè ai tempi dell'Antico Testamento. Dopo potete leggere la storia di Samuele, è una storia bellissima, ok? E Samuele era un personaggio molto importante al suo popolo, ok? Il significato esatto del nome Samuel o Samuele è incerto, ma gli interpreti hanno suggerito vari alternativi. I principali sono: cosa vuol dire Samuele? Ascoltato da Dio, colui che viene da Dio, nome di Dio e promesso o dato da Dio. Cioè si può vedere subito che il significato del suo nome vuol dire anche quello che Samuele era e la sua storia ci racconta. La storia di Samuele nella Bibbia dice così: Samuele era figlio di chi? Chi si ricorda il nome del suo papà? Elcana. E di la mamma come si chiamava? Anna.
Elcana era un uomo più della regione di Efraim, di stirpe levitica. Sua madre era sterile, Anna era sterile, condizione che lo rattristò per molto tempo. E cosa Anna ha fatto? Anna aveva pregato al Signore, aveva chiesto al Signore cosa lei voleva? Un figlio. Anna voleva un figlio, ok? E di solito Elcana sempre andava a Silo per adorare e sacrificare a Dio nel tabernacolo. In una di queste occasioni Anna è andata anche al tabernacolo e chiese al Signore di darle un figlio. Sì, adesso possiamo anche ricordare un po' la storia. Anna piangeva e chiedeva al Signore che lei voleva un figlio. E lei ha promesso che avrebbe dato questo figlio al Signore perché fosse un nazireo di Dio. Il Signore ascoltò la supplica di Anna e cosa il Signore ha fatto? Ha dato un figlio e dopo di lui altri 5 figli. Samuele nacque in uno dei periodi più turbolenti della storia del popolo israelita. Sto raccontando solo per ricordare chi era Samuele e cosa è successo nella sua storia. Gli israeliti erano sotto costante oppressione e minaccia da parte dei Filistei e la nazione era in un terribile declino spirituale. Era in questo periodo, in questo tempo che Samuele era nato. Il profeta Samuele come giudice di Israele. Anna aveva detto al Signore, aveva fatto un voto al Signore e fin dall'infanzia Samuele lavorava e prestò servizio nel tabernacolo sotto la cura di un sacerdote. Ricordatevi chi è questo sacerdote? Samuele lavorava con lui? Bravo, a questo punto indossava già una veste sacerdotale e Samuele è cresciuto proprio insieme a lui. La Bibbia dice che il Signore si manifestò a Samuele quando era ancora molto giovane e questo è una cosa molto interessante di vedere. Il Signore aveva già parlato con Samuele da quando lui era giovane, ok? In un'occasione Samuele ricevette una rivelazione divina dal Signore riguardante la distruzione della casa di Eli. Dio aveva parlato con Samuele della distruzione della casa di Eli. Il testo biblico informa che ci fu una certa riluttanza da parte di Samuele a comunicare il messaggio. Lui non voleva parlare con Eli e dire cosa il Signore aveva detto al suo cuore. Man mano che Samuele cresceva diventava evidente che il Signore era con lui. Così tutto il popolo di Israele vedeva, capiva che Samuele era stato incaricato come profeta del Signore. Come Dio aveva detto a Samuele, cosa è successo con la casa di Eli? Fu data la distruzione, il popolo e l'arca dell'alleanza furono consegnati ai Filistei. Dovete leggere dopo, ok? Dopo un intervallo di tempo, Samuele, la Bibbia racconta, Samuele appare nel racconto biblico chiamando il popolo al pentimento e alla ridedicazione del vero culto in Israele, abolendo l'idolatria. Fu usato da Dio per condurre Israele alla vittoria sui Filistei. Quindi Samuele era un uomo di Dio e Samuele era cresciuto proprio dentro della casa del Signore, lavorando con il profeta Eli e piano piano Samuele imparava a conoscere il Signore e dava il suo cuore al Signore, ok? C'è anche un versetto molto conosciuto della parola del Signore quando loro hanno vinto proprio questa vittoria sui Filistei a Mispa, quello versetto che Samuele diceva. A questo punto di riferimento commemorativo Samuele chiamò Ebenezer, è una parola che fino ad oggi si parla, che vuol dire finora il Signore ci ha aiutato. Ebenezer, fino adesso, fino a questo momento il Signore ci ha aiutato. Così Samuele
aveva costruito un altare dove era la sua casa e fu giudice di Israele. A tal fine stabilì persino un circuito di città vicine per esercitare la sua guida sul popolo. E dopo Samuele e la monarchia, l'ultima parte qua che voglio raccontare veloce di quello che ho scritto qua per non dimenticare. La Bibbia non fornisce molte informazioni sulla vita familiare di Samuele, non dice tanta cosa che possiamo conoscere di più la vita familiare di Samuele, ma mette in luce la condotta di suoi figli. I figli del profeta Samuele non seguirono il suo esempio e abbracciarono l'iniquità, accettavano persino tangenti e giudizi perversi. Di fronte a questo scenario e senza vedere un possibile sostituto di Samuele, la gente aveva cominciato a chiedere un'alternativa. Samuele diventava già un po' vecchio, era giudice e il popolo chiedeva che era momento di un'altra alternativa, di un'altra persona. E quell'alternativa era la monarchia. Dio aveva già promesso di dare un re al suo popolo, ok? Ma gli israeliti non erano disposti ad attendere l'azione divina in tal senso. Così cercarono un re per se stessi con il motivo sbagliato, secondo le proprie ambizioni e senza prestare attenzione alla legge di Dio. Quell'atteggiamento del popolo era un diretto rifiuto di Dio stesso, non di Samuele. Loro volevano un re che poteva fare quello che loro volevano che questo re poteva essere. Così il Signore autorizzò Samuele a soddisfare, guarda che interessante, la richiesta del popolo. Samuele, ricordatevi chi era il primo re di Israele, del popolo di Israele? Ma solo Giada che parla oggi? No, dovete parlare anche. Così Saul era l'uomo scelto per essere il primo re di Israele. Era un uomo coraggioso di bell'aspetto e aveva alcune doti carismatiche per fare la leadership. Era in principio un re perfetto, un re meraviglioso. Era un uomo molto coraggioso. Quindi Samuele è andato a pregare e a fare la scelta, unse Saul come re e comunicò pubblicamente questa unzione. Dopo la vittoria degli israeliti sugli ammoniti ebbe luogo una cerimonia del cuore. Il profeta Samuele ha scelto, come il Signore aveva detto che poteva scegliere, il primo re di Israele che era Saul. Saul non era in grado di discernere e valutare ciò che era spirituale. È arrivato un punto che ha sostenuto per sé i privilegi sacerdotali offrendo personalmente sacrifici. Poi ha violato Saul le cose consacrate al Signore e disobbedito ai comandi divini in occasione della vittoria sugli Amalekiti. Potete leggere dopo prima Samuele 13. Di fronte a tutto questo, sappiamo già la storia, Samuele annunciò che Saul era stato respinto come re di Israele. Allora il Signore diede istruzioni a Samuele riguardo alla successione al trono di Israele. Era arrivato, dopo tutta questa storia, un momento di un altro re, di scegliere un altro re. E conoscete bene la storia, fu mandato nella casa di Jessè, non so se è così che si parla, Jessè, dove per ordine del Signore unse Davide come nuovo re di Israele. Conoscete già la storia di come Davide diventa re di Israele. Non possiamo dimenticare che il Signore ha usato la vita di Samuele per scegliere questo re
chi sarebbe il re Davide. L'episodio dell'unzione di Davide dimostra chiaramente l'importanza di Samuele in Israele. Gli anziani di Betlemme tremavano alla sua presenza e adesso stiamo arrivando nel punto che io voglio parlare con voi oggi. Loro sapevano che Samuele era una persona di autorità, era un uomo di Dio e qua dice così che gli anziani tremavano alla sua presenza perché Samuele portava dentro di sé la presenza del Signore, ok? L'unzione di Davide fu l'ultimo atto ufficiale di Samuele registrato nella Bibbia. Dopo questo, Samuele appare un'ultima volta a Ramà nella casa dei profeti. In quell'occasione Davide andò da lui mentre fuggiva da Saulo. E per finire questo riassunto della storia di Samuele, parliamo velocemente della morte di Samuele. Dopo la menzione a Ramà tra i profeti non si dice più nulla sulla vita di Samuele. Solo 2 versetti parlano della sua morte. Samuele morì e fu sepolto a Ramà e ci fu grande cordoglio tra il popolo. Ciò dimostra che la reputazione di Samuele rimase pulita fino alla fine della sua vita. Samuele era un uomo di Dio e non si trovava nessuna cosa che si poteva dire di lui. Samuele morì prima ancora di vedere Davide, che aveva unto come re, assumere ufficialmente il trono di Israele. Poi la Bibbia riporta il peccaminoso tentativo di Saul di consultare Samuele dopo la sua morte con l'aiuto di una maga, eccetera. In un brano di difficile interpretazione, Saul udì in quell'occasione una predizione della sua sconfitta contro i Filistei e dell'ascesa al trono di Davide, eccetera. Il profeta Samuele era una delle persone più importanti nella storia di Israele e una figura notevole dall'Antico Testamento. Guarda che lui ha avuto anche un compito molto importante di andare a trovare Davide. Okay? Fu il primo di una tradizione profetica in Israele, l'ultimo dei giudici e colui che unse i primi re della nazione. Il suo esempio di fede ha attraversato i secoli e per questo è citato dalle scrittori di Ebrei tra gli eroi della fede. Potete leggere dopo Ebrei 11:32 che dice così, che anche Samuele era là nell'elenco come un eroe della fede. Ok? Allora, abbiamo parlato un po' per ricordare la storia di Samuele e c'è anche quella storia quando lui era bambino, ricordatevi quella storia, quando lui era insieme al profeta Eli e dormiva e lui aveva sentito la voce del Signore. Cosa la voce diceva? Samuele, Samuele. E lui pensava chi era? Pensava che era il profeta chiamando. Nella seconda volta, Samuele, Samuele. E pensava che era il profeta e andava là e Eli aveva detto no, non sono io. Nella terza volta, cosa il profeta aveva detto? Quando nella prossima volta che sentire la voce, ascoltare la voce, cosa deve dire? Parla. Ok? E questo anche è un punto importante di non dimenticare della storia di Samuele. Ho letto e raccontato in modo veloce per non dimenticare che Samuele è stato un personaggio molto importante nella Bibbia e anche per il popolo di Israele. Adesso per pensare un po', entrando proprio nel momento di condividere quello che il Signore ha messo nel nostro cuore, la condizione spirituale
al tempo di Samuele non era una condizione bella, non era facile. Abbiamo visto sulla profezia di Samuele, quando lui era bambino, che lui aveva detto al profeta Eli, il Signore condannava il peccato della sua famiglia e suoi figli. La prima cosa che abbiamo visto in questa storia è che il Signore ha parlato con Samuele. Cosa il Signore aveva detto a Samuele? Che lui condannava il peccato. E questa sicuramente è la prima cosa che dobbiamo imparare del cuore di Samuele. Lui aveva un po' di paura di parlare col profeta e di parlare su questa visione, questo sogno, quello che il Signore aveva detto a lui, però il Signore aveva detto chiaramente a Samuele che lui condannava il peccato e cosa succedeva con la casa di Eli. Dio voleva usare Eli per la sua gloria, ma in quanto resistente stava per suscitare il profeta Samuele, un uomo che dalla sua nascita alla sua morte predicò con fedeltà e autorità, ha dato la sua vita per predicare, per annunciare, proclamare il Signore. E lui aveva imparato a ascoltare la voce del Signore. Ogni volta che io penso in questo brano che ci racconta che Samuele aveva sentito quella voce, io penso che la prima e la seconda e anche la terza volta, quando Samuele è andato a parlare col profeta, lui non sapeva cosa era quella voce, perché lui non conosceva, lui non sapeva chi era. E questa è una lezione molto importante che dobbiamo imparare oggi. Come io posso riconoscere la voce del Signore se io non conosco il Signore? Io posso riconoscere la voce di una persona che io conosco. E come io faccio per conoscere il Signore? Io devo creare un rapporto con Dio, io devo iniziare un rapporto col Signore in un modo che io possa, quando Dio parla con me, io possa capire e sapere, questa è la voce del Signore. E se io riconosco che quella è la voce del Signore, io riconosco che non è un'altra voce, se è Dio parlando con me, cosa io devo fare? Così come Samuele aveva fatto. Parla, Signore, io sono qua, puoi parlare, puoi usare la mia vita, io sono disponibile. E quando io leggo la storia di Samuele, è la prima cosa che viene dentro di me. Samuele ha imparato a ascoltare la voce del Signore. Hai mai ascoltato la voce del Signore nella tua vita? Perché a volte siamo credenti, diciamo che leggiamo la parola del Signore, diciamo che facciamo parte di un ministero, io canto, io predico, io faccio un po' di tutto, ma quando io sono da solo dentro della mia camera, nella mia casa, quando io parlo col Signore, sì, parlo col Signore, io posso riconoscere quando è Gesù, quando è il Signore che sta parlando con me. Questa è la prima lezione che dobbiamo imparare con Samuele. Lui aveva imparato che quella era la voce del Signore. E ogni tanto nella nostra vita ci sono altre voci che parlano e che dicono tante cose e io devo imparare a riconoscere quando è Gesù, quando è il Signore e quando non è il mio Dio parlando. Io devo pregare ogni giorno, io devo parlare con Gesù ogni giorno. Se io voglio avere un cuore come il cuore di Samuele, cosa io devo fare? Imparare a riconoscere la voce del Signore. Il secondo punto interessante è quello che ho detto, che nella visione, nel sogno, il Signore aveva parlato con Samuele di condannare il peccato.
il Signore aveva parlato con lui dicendo cosa succedeva nella casa di Eli. E è così che anch'io devo fare. Io non posso essere d'accordo, concordare con il peccato. Io devo essere 100% contro il peccato, condannare il peccato. E ogni giorno nella nostra vita ci sono tante opportunità che mi fanno peccare. Sicuro sono con me, che capita o anche con voi. Oggi, sicuramente nel mio lavoro, 2 o 3 volte, 2 o 3 opportunità che ho visto e per 2 secondi che io non ho parlato qualcosa, ho fatto qualcosa e subito viene la voglia di peccare, di parlare. Perché di solito quando pensiamo in peccato, pensiamo solo in delle cose grandi, non è così. A volte parlare una bugia, a volte parlare una roba che non doveva parlare, un pensiero, è peccato già. Io devo chiedere al Signore, Signore, io voglio avere un cuore come il cuore di questo eroe della fede, come un cuore di Samuele che condannava il peccato. Io non posso concordare con la pratica di ciò che non piace a Dio. Era questo che succedeva con la casa di Eli e questo che Samuele aveva profetizzato. A Dio non piace il peccato e basta. Sappiamo di questo, però quando viene l'opportunità di peccare, cosa io faccio? Pecco, perché è buono, perché è meraviglioso, perché è vero o no? Peccare è buono. Dopo subito viene la presenza dello Spirito Santo che parla dentro di me, nel mio cuore, dicendo, non doveva fare questo. Però quando io ho dentro di me la presenza dello Spirito Santo, quando io conosco il Signore, quando inizio questo rapporto ogni giorno a parlare col Signore, io subito riconosco quando viene un'opportunità di peccare e io devo iniziare a vedere prima, non aspettare fare proprio il peccato e dopo chiedere perdono. Va bene, io posso fare così perché la parola del Signore ci insegna che se io pecco io posso chiedere perdono. Gesù è pronto a perdonare i nostri peccati, però io devo iniziare a vivere, sperimentare un altro modo. Io posso prevedere, grazie. Io posso prevedere quando l'opportunità di peccare arriva. Non so come succede con voi, ma succede così con me. Quando mi viene la voglia di peccare, di parlare di quella persona, è così, inizia a prima è come un bambino. Cosa succede? È nato il peccato e piano piano cresce. E cresce, e dopo arriva quello grande momento che io vado e pecco. Sia parlare di qualcuno, sia parlare una parolaccia, sia fare tante cose che sono peccato. Però io devo imparare a prevedere, a non sbagliare e cadere, e dopo può capitare, non c'è problema. La parola ci insegna, ok? Che possiamo chiedere perdono, ma io devo sviluppare una vita col Signore in un senso di santificare il mio cuore, ok? Di creare questa vita e questa camminata di santità con Gesù per quando, nel senso di quando arriva un'opportunità io sono pronto a dire no. È così che vedo che sono veramente un credente. Quando arriva non siamo eroi come Samuele era un eroe, anche lui era uomo e peccava, solo Gesù che è perfetto, ok? Però io posso iniziare questo, sviluppare questa esperienza col Signore di, nel momento che arriva un'opportunità di peccare, io imparo a dire no. Non so se avete vissuto questa esperienza, però io ho vissuto. E quando io riesco a dire no al peccato,
cosa succede subito dopo? Io vedo che sono forte e che posso vincere il peccato. E una volta che faccio così, quando viene di nuovo, cosa posso dire? No. È più bello dire no al peccato che peccare e dopo chiedere perdono. Non c'è problema. Se io pecco, io posso subito andare alla presenza del mio Signore e dire: Signore, ho sbagliato, ho fatto una cosa che non va bene, non era bella, ho peccato, eccetera. Perdonami, Signore. E la parola del Signore dice: il suo sangue ci perdona. Però è questo consiglio che io voglio dare a voi oggi, nel senso di iniziare a vedere prima di succedere, iniziare a capire proprio la situazione, il movimento, come succede. Perché quando il peccato arriva, si vede una persona che viene parlando delle cose che non sono belle, un'opportunità che si vede che non è bella, un posto che io non devo andare, amici che io non devo frequentare, persone con chi non devo parlare, persone con chi non devo aprire il mio cuore. Io devo santificare la mia vita, il mio cuore. Fare come Samuele, che era un uomo che condannava il peccato. Non so se ricordatevi di quello brano che ho letto all'inizio. Samuele aveva detto che l'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. Siete giovani, ok, adolescenti, giovani, eccetera. Io mi sento giovane, penso che sono giovane ancora, come il pastore Sandro anche pensa che è giovane. Siamo giovani, no pastore? Siamo giovani, amen. Però una cosa importante che dovete imparare è: la vita passa veloce e io devo pensare, preoccuparmi con la mia vita eterna, con la mia vita dopo. E come siete giovani e avete tanti pensieri dentro della vostra testa, dentro del vostro cuore, cosa fare, cosa studiare, una fidanzata, sposare, comprare una macchina, viaggiare, soldi, viaggiare, sposare. Però vi dico una cosa, questa non è la cosa più importante, la nostra vita. Esatto, non è la cosa più importante comprare una macchina. Ci vuole avere una macchina, però io devo pensare nella mia vita dopo, nella vita eterna. Non lo so quando sarà il giorno che il Signore mi chiamerà. Può darsi che oggi sia la mia ultima predica. No, sicuramente, misericordia. Io penso che posso vivere 100 anni, speriamo. Stai attento, io sarò qua con 100 anni. Come si chiama? Non è stampella, come fa la bengala? Bastone. Io, Isabella, con 100 anni, facendo la direzione del coro col mio bastone, qua, ci sarò. Però una cosa importante è: la vita eterna è quello che io devo pensare. La vita eterna è quello che mi importa. Non pensare in avere tutto che gli altri, perché è così che funziona, Il mio amico ha una macchina bella, anch'io devo comprare una macchina bella. Ho visto su Instagram che un mio amico ha condiviso là che ha comprato una Maserati, ma Dio santo, io devo comprare una Maserati, che l'iPhone 14, anch'io devo avere un iPhone 14. È un problema guardare su Instagram, perché a volte è bello e a volte quando finisce quel momento là dico: ma io non sono niente. Guarda, questo è andato agli Stati Uniti, Parigi, Maserati, ma che bello, che vai, sposato, figlio, soldi. È un problema, perché dopo cosa io voglio fare? Io voglio avere una vita come loro hanno, che quella vita non è una vita vera, sai? Quello che si condivide su Instagram non è la verità, sai?
di solito ci sono anche filtri per fare la foto diventare bellissima e nessuna persona condivide quello che non è bello. Una foto brutta, nessuna persona condivide, ad esempio, un cibo che non era buono, oppure un viaggio a Pieve di Soligo. Nessuna persona dice, oggi sono a Conegliano, check. No, è solo Venezia, è solo Budapest, eccetera. Nessuna persona condivide, nessuna persona fa un check-in a Villorba, ad esempio. Sai, io faccio quello che gli altri fanno e voglio essere come loro, però non è così che funziona. Io devo pensare nella mia vita eterna, non pensare solo in soldi, lavoro, università, sposarmi, eccetera. E dopo, nel giorno che il Signore mi chiama, cosa io farò con la mia università? Non sto dicendo che non dovete studiare, non usare questa parola adesso e tagliare, amen, tagliare solo questa parte di Rubinho ha detto che, yes, non abbiamo bisogno di studiare. Non è così, però quando finisce l'università, quando tutto che io volevo guadagnare, va bene, Dio mi chiama alla sua presenza, cosa faccio con la mia Maserati, mio iPhone 25, con la mia università? Dovete pensare nella vostra vita spirituale, invece di pensare in soldi, in macchina, eccetera, anche perché quando io cerco la presenza del Signore, cerco di sentire la voce del Signore, cerco di avere e creare un rapporto con Dio, quando io inizio a avere una vita di santità e di fare ciò che il Signore mi ha chiesto da fare, cosa il Signore fa? Se io faccio tutto e cammino in questa strada bella, come il Signore ci insegna, Dio inizia a benedire la mia vita. Quando io respiro, riposo, mi fermo un po', cosa il Signore fa? Inizia a benedire. Io non devo correre, ma adesso sono disperato perché non sono sposato. Non è vero, io non sono disperato, ok? Però io devo riposare, dire, Signore, è con te, è con te. Io devo pensare che la mia vita spirituale è più importante di tutto, perché tutto finisce. E dopo questa vita terrena, dove io abiterò? Con chi io abiterò? Io non posso portare quello che ho lavorato per avere qui e portare con me. Io devo pensare che la mia vita spirituale è la cosa più importante. E per finire, Signore, c'è un versetto molto bello nella parola del Signore che Monique ha letto nell'inizio del culto. Salmi 126, versetto 5 e versetto 6. Non so se possiamo mettere là, per favore. Salmi 126, 5 e 6. È interessante che la cosa più importante che Samuele, io vedo che è proprio un segno nella sua storia, che lui aveva imparato era riconoscere quando era il Signore. Lui era un giudice, lui sapeva come gestire, come fare delle cose, lui sapeva ascoltare la voce del Signore e riconoscere la voce del Signore. Salmi 126, 5, 6. Quelli che seminano con lacrime, possiamo leggere insieme? Vamos lá, 1, 2, 3. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con il prossimo, se ne va piangendo colui che porta il seme, ma tornerà con
il cuore di Samuele era quello di servire, di stare nel centro della volontà del Signore. Anche lui, la storia ci racconta che c'è stato un tempo in cui Samuele aveva pianto, anche con la storia di Saul. Samuele aveva vissuto un'esperienza difficile. Infatti c'è anche quello versetto di Abacuc 3, 17 e 19 che dopo potete leggere, ok? Era un tempo difficile per Samuele, che era il regno di Saul. Proprio il Signore impose a Samuele di smettere di piangere a causa di questo. Poco dopo il Signore diede a lui una grandiosa visione per il futuro. Dopo piangere, dopo aver vissuto dei problemi, eccetera, il Signore aveva dato una visione per il futuro. La scelta del nuovo re, che era Davide. Cioè Samuele aveva vissuto quel periodo difficile con Saul e dopo è venuta la scelta del nuovo re. La prefigurazione del Messia che avrebbe governato con cuore secondo il cuore di Dio. Questo era Davide. Pensa come Samuele era un uomo usato dal Signore e Samuele non era vivo. Samuele non ha neanche visto Davide diventare re. Lui aveva pregato, unto Davide, però lui non aveva visto Davide come re. Ma pensa se per caso lui fosse vivo, che onore, che benedizione poter dire che lui aveva, lui era proprio, lui aveva, non aveva stato, come che le fu usato, né? Fu usato come un strumento del Signore per scegliere Davide come re. E questo brano che abbiamo letto adesso, di quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia, era proprio quello che Samuel aveva vissuto. Io posso piangere per un tempo, però se io confido nel Signore, è proprio come la parola ci insegna. Io posso piangere, se io piango davanti a Dio, Dio può cambiare la storia e farmi tornare con canti di gioia. E questo era il cuore di Samuele. Lui voleva vivere quello che il Signore aveva pianificato, preparato. Lui ha segnato sua generazione. Questo punto è importante. Ha lasciato un'eredità. Fino ad oggi possiamo parlare chi era Samuele. E adesso per finire, io penso che possiamo pensare, guardando la storia di Samuele e vedendo tutto che la parola ci insegna, quello che abbiamo imparato della sua vita, del suo cuore, quello che lui aveva fatto, ascoltato la voce del Signore, segnato la sua generazione, com'è che io posso imparare con la storia e con la vita di Samuele? La prima domanda che io devo pensare è se io riconosco la voce del Signore. Cosa mi fa sapere se è Dio o se non è Dio parlando con me? Quando io prego, quando io oro, quando parlo col Signore, quando io prego, quando sono dentro della mia camera, io parlo con Gesù e non solo parlo, ma voglio anche sentire la voce del Signore. Come io faccio per sapere che non è il mio cuore parlando, che non è quello che io voglio sentire, ma che è proprio la voce del Signore? Cosa c'è nella tua vita che forse tu devi cambiare e devi fare come la volontà proprio del Signore? E una cosa molto importante, Samuele ha lasciato un segno profondo nella sua generazione. E tu, quale segno vuole lasciare? Dove tu passi nel tuo lavoro, nella tua scuola, nella tua famiglia, un giorno quando il Signore mi chiamerà, cosa le persone diranno di me?
Qual è il mio segno, la mia eredità? Cosa diranno di te? Cosa diranno? Ah, questo era un servo del Signore, era una persona che pregava, che era una persona piena di amore, era una persona che parlava con tutti, era una persona tranquilla, abbracciava, amava. Qual è il tuo segno, la tua eredità? Com'è la tua vita? Cosa il Signore sta parlando oppure cosa non stai ascoltando? Io penso che possiamo pregare adesso e chiedere al Signore di avere un cuore come il cuore di Samuele, un cuore pronto a servire, un cuore che vuole stare nel centro della volontà del Signore. Se il Signore parla oggi con te, pensa che il Signore può oggi dire il tuo nome. Gabriel, Gabriel, Gaetano, Gaetano. Il Signore può chiamare il tuo nome. Tu devi subito riconoscere. Sei pronto a dire sì al Signore? Sei pronto a dire al Signore sono disponibile? Sei pronto a aprire il tuo cuore e dire a Gesù, Signore, può cambiare, trasformare, puoi fare la tua opera dentro di me? Sei pronto a affrontare il peccato? Sei pronto a combattere il peccato? Qual è il segno che tu pensi che possa lasciare nella tua generazione? Possiamo pregare? Possiamo chiudere in questo momento i nostri occhi e parlare col Signore? Cosa questa storia di Samuele ha insegnato a te? Cosa questo esempio, cosa è attraverso la preghiera, è attraverso il momento che io parlo col Signore e leggo la sua parola, che Lui rivela il suo cuore ai suoi servi. Io devo imparare a ascoltare la voce del Signore, non ascoltare tanti altri voci che a volte parlano dentro di me, oppure delle persone che parlano dicendo tante cose. Io devo imparare a ascoltare la voce del Signore. Grazie Dio per la tua parola, grazie perché abbiamo imparato che il Signore guarda al cuore, no? Il Signore non è come l'uomo che guarda l'apparenza. Abbiamo imparato, Signore, con la storia di Samuele, che era un uomo che aveva imparato da te, Signore, che ascoltava la tua voce. Signore, a volte nella nostra vita ci sono problemi, afflizioni, difficoltà, e non sappiamo neanche come gestire. Chiediamo, Signore, di aiutarci ad ascoltare la tua voce e sapere cosa fare. Signore, aiutaci a avvicinare la nostra vita, il nostro cuore a te. Aiutaci, Signore, ad essere radicale contro il peccato, vincere il peccato, dire no al peccato. Aiutaci, Signore, a lasciare che il Signore possa cambiare, fare un cambiamento radicale nella nostra vita. E l'ultima cosa che ti chiedo, Signore, questa sera è che il Signore possa aiutarci a lasciare un segno
nella nostra generazione, che ognuno di noi, Signore, nel nostro lavoro, nella nostra scuola, nella nostra casa, famiglia, possiamo fare la differenza, possiamo essere benedizione e possiamo, Signore, portare la Tua grazia e la Tua presenza. Che quando una persona guarda la mia vita, questa persona possa dire non quello che io ce l'ho, non la mia macchina, il mio iPhone, quello che io faccio, dove io vado, quello che io sono. Che quando una persona guarda la mia vita e guarda la vita di ognuno di noi, Signore, questa persona possa vedere Gesù, possa vedere la Tua luce, la grazia del Signore. Aiutaci, Signore, a creare un'eredità. Aiutaci, Signore, a essere come Samuele che ha segnato la sua generazione. Grazie, Signore, che il Signore possa benedire la nostra vita e che possiamo, Signore, uscire di questa sala oggi ascoltando la Tua voce e avvicinando il nostro cuore al Tuo cuore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ok, adesso celebreremo il nostro momento di decime offerte, quindi vi chiedo di stare insieme in piedi per la canzone che canteremo. E niente, se avete delle offerte da dare al Signore, venite pure, altrimenti offrite la vostra vita, il vostro cuore, spero. Vabbè, comunque cantiamo tutti insieme. Alzo la mia voce per cantare
Grazie Signore perché tu non sei solo il Re dei Re, ma sei il nostro Re, Dio. Tu sei in noi e tu sei grande, Dio, sei potente, sei sopra ogni situazione nella nostra vita. Dio, tu hai potere e tu ci stai sempre accanto. Dio, grazie perché tu sai tutto quello che succede nelle nostre vite, Dio, e non ci lasci mai. Tu chiedi solo che noi ci fidiamo di te e che apriamo il nostro cuore a te e di ascoltare la tua voce, Dio, e vorrei pregare che tutti qui possiamo imparare a sentire la tua voce quando ci parli e dire siamo qui disponibili a fare la tua volontà, a portare la tua parola, Dio, e veramente fare un cambiamento nella nostra generazione. Grazie Dio per queste offerte, grazie, benedici le famiglie, Dio, e queste persone e benedici tutti qui presenti che possano andare a benedire altre persone e Dio portare del tuo amore e della tua grazia, della bontà. Nel nome di Gesù preghiamo, amen. Potete sedervi. Ok. Momento annunci, prima di dividerci nelle varie stanze. Vi ricordo gli incontri di preghiera che abbiamo, oltre a quello che abbiamo nella nostra chiesa, abbiamo un incontro di preghiera soltanto giovani. Vedo 9 facce, lo ripeto, abbiamo un gruppo, potete chiedere a diversi pastori di essere messi dentro questi gruppi. Abbiamo il nostro incontro di preghiera giovedì alle 21, lo facciamo di solito in diverse piattaforme, o su WhatsApp, che è più comodo, pratico, oppure lo facciamo anche su Discord. Se non avete mai utilizzato Discord, potete chiedere a me, potete chiedere a Larissa, che alzerà un attimino la mano, che potete chiedere ad Emanuele, potete chiedere a altre persone che non sono qua purtroppo, ma comunque in generale a tutti quanti i giovani potete chiedere informazioni di più su come utilizzare questa piattaforma. Poi giovedì questo ci sarà l'incontro di teologia a Conegliano, e poi non ci sarà martedì l'incontro di teologia qua a Treviso, riprenderanno poi il giorno 2 maggio a Treviso. Poi ogni settimana cambieremo un martedì qua a Treviso, il martedì dopo quello a Conegliano e così via. Chiedo di mettere la slide del nostro campeggio, Winners Camp. Non so se vedo qua nuove facce. Campeggio che si terrà il 22 del 6, dal 25 scusate, del 6 al primo del 7. Se avete difficoltà con queste date, è stato girato sul gruppo, canale CBA di WhatsApp un sondaggio per capire se ci sono la maggior parte delle persone che hanno difficoltà con queste date, vorrebbero altre date. Quindi se non riuscite c'è questa possibilità. Se la maggioranza delle persone voterà di cambiare date, cambieremo date, altrimenti queste saranno le date. Altro corso, omiletica, come strutturare una predica. Stiamo raccogliendo i nomi delle persone che vogliono partecipare a questo corso. Entro questo mese chiuderemo tutte quante le iscrizioni, quindi se volete partecipare a questo corso basta chiedere a Pastor Caio e Pastor Sandro. Ok, vi ricordo, preadolescenti si dividono dai 12 ai 14 anni, adolescenti 15 e 18, giovani 19 fino ai
30, 35, 30 su. Di solito alziamo sempre di più. Ok, vi ringrazio se siete stati qua per la prima volta, seconda volta, terza volta. Che Dio vi benedica.